Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, figa il primo della Malesia, 10° posto in griglia e Fioi si parte con il sole pieno e poi arriverà il monsone malesiano ragazzi con diluvio puro. Sarà una gara veramente incredibile ragazzi, prepariamoci a qualcosa di emozionante, cominciamo chiaramente con le morbide, poi se dobbiamo tornare ai box rimontiamo le morbide perché tanto poi non c'è più l'obbligo della doppia miscela perché si va con intermedie / full wet. Ragazzi, tensione incredibile ragazzi, siamo 12 punti, avete ragione voi, possiamo lottare per il mondiale, siamo a meno 12, la monoposto c'è, vai raga. Attenzione, Vettel è molto indietro Seb. Dai, come se devi fare un grande, devi fare un primo stint da urlo, perché poi arriverà il diluvio. Guardate che sole, c'è un sole devastante, eppure arriverà il diluvio, signori, questa è la Malesia. No, vado un po' lungo. Mamma mia, le mano, complimenti allo sviluppo mano ragazzi, vado alla mano quasi quasi. Ciao. Queste sono le cose più belle, che tutte le monoposte possono lottare per il mondiale a un certo punto, è bellissimo secondo me. Vai raga, siamo quarti. Occhio. Buono, buono, siamo ancora in lotta per poter prendere le prime 3 posizioni, mamma mia. Sarà incredibile poi capire con il diluvio. Come solito con la pioggia ne abbiamo buone possibilità, è una gara anche abbastanza favorevole, mamma mia. Devo spingere come un porco adesso, l'unica chance che ho è spingere come un porco. Dai come cazzo, i primi Alonso e le McLaren, anche le McLaren volano però C'è Alonso, forse Ricciardo, non lo so. Vediamo in prima posizione, speriamo non Hamilton, ma probabilmente sì. Ma le gomme sono già strausurate, ragazzi. Vado lunghissimo. Qualcuno va lungo, la rischia e va male. Va molto, molto male. No, in prima posizione c'è Nicolino Hamilton e vai, vai. Ciao Max. Ciao piccolo Max, ciao. E Max è superato. Siamo terzi ragazzi, molto bene. Bisogna capire cosa fanno anche gli altri con le gomme sinceramente, perché devono un po' marcare anche i primi, non posso rischiare strategie troppo diverse. Poi arriverà il monsone ragazzi, il monsone, il tipico monsone malesiano. Ah Dio mio. ...28 giri da paura a Fiore, perché qua si può decidere tanto, in queste condizioni così. Devo che abbassare i giri del motore, perché sennò consumo tutta la benza. Quanto era più bella per la Formula 1 con la strategia ai box del carburante. Attenzione, tanto Rosberg rischia di perdere la posizione, la perde da Alonso probabilmente. Sì. Mamma mia Alfonso. Che Alfonso, signori. 54% signori. Anche qua io metterei le dure per poi cercare di tirare avanti fino alle full wet, perché secondo me la full wet si passerà dalle intermedie alle full wet in uno spazio di 1 massimo 2 giri. Bisogna indovinarla ragazzi, bisogna indovinarla. Se la indoviniamo possiamo vincere la gara ragazzi, Cazzo Hamilton è già dietro, Gigi è già arrivato. Non me la sarei mai aspettato una lotta per il mondiale così. Questa è la fortuna di avere le McLaren anche forti, quindi le McLaren hanno rubato punti, comunque le Mercedes. Il mondiale si sta aprendo in tutti i sensi. Inizia la parte un po' meno gradita della Malesia. E adesso vediamo se ci sarà il monsone malesiano.
Hamilton è vicino purtroppo, non abbiamo un passo meraviglioso adesso con la miscela standard, abbiamo un passo di merda. Dai, come Nino, dai. Nicolino secondo, in prima posizione Fernando Alfonso. E va bene. Tanto la gara procede tranquilla per il momento, nessuno ritiro. Attenzione Gigi. Attenzione a Gigi. Attenzione Gigi, tiene bot, mamma mi fa sbagliare a me. Qua ha fatto una gran cosa Hamilton, mi ha fatto sbagliare, ha ritardato la frenata tantissimo, ma il Kuma riprova all'interno, all'esterno, non si capisce più niente. Hamilton mi fa un gran sorpasso, però adesso tocca a me. Adesso tocca al Kuma. Molto bene. Ritorniamo davanti. Mamma mia, Fieri. Però i primi due se ne stanno andando purtroppo. Bisogna vedere fra quanto arriverà la pioggia, anche perché può essere che succeda tutto negli ultimi 10 giri, negli ultimi 5 giri, perché le tempistiche non sono per forza 5 minuti. Non è ancora provare con le dure, è incredibile. Incredibile ragazzi, foratura per il Kuma, andiamo con le gomme dure. Non siamo fortunati in questa parte del mondiale però non siamo fortunati purtroppo. E sprofondiamo, adesso non ci voleva proprio il cambio. Meno male che eravamo vicini ai box e se no erano cazzi. Spaventoso. Rosberg ha messo... cazzo, Rosberg ai box e ha messo le dure. È il bricconcello di Rosberg. Fa anche lui allora. Solo che cazzo stra avanti perché io purtroppo ho pagato il problema della foratura. Ma che sfiga, nel rettilineo, meno male che nel rettilineo di là, se no erano cazzi ancora più incredibili. Se devo durare sarà durissimo raga. Sarà veramente un'impresa disperata. Le nuvole non si vedono. Non mi aspettavo però Rosberg ai box. Ma sarà quasi impossibile fare punti adesso, salvo safety car o piogge torrenziali, monsoni, disastri vari. Adesso vanno ai box in tanti. Ma qualcuno va ai box? Sì, beh, non pochissimi. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione. Non ci voleva sta foratura, però non me l'aspettavo proprio solo di fare un momento anche del video dove ce lo guidavo tranquillo per arrivare al punto critico, invece paff, subito rottura. E siamo comunque ultimi ragazzi con gente ai box. Ai 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 ai. Dai, con le gomme però più calde. Devo approfittare, cazzo. Ricciardo ha messo le soft, strategia un po' pazza, a mio parere, a mio modestissimo parere. No, anche se la mescola è migliore per... Devo approfittarne, cazzo, con le gomme comunque più calde. E arriva un buon sorpasso, bravo Kuma. 19esimo, dai fioi, dai, tutti insieme. Che nera, oh. Che sfiga. Sto cercando di spingere, chiaramente usurerò un po' le gomme, ma non posso di certo andare piano perché sennò... Dai, no, per adesso no, non rompere i coglioni, mamma mia che sbaglio, qua ho sbagliato io purtroppo. Ok, Vettel ai box.
Vai con gli RS, dobbiamo approfittare di superare Verlaine. Anche se le mani non sono veramente forti, eh. Ciao Pascal. Dai Kuma, dai, adesso ne abbiamo ancora qualcuno a superare, forse, no in realtà no. Siamo 17esimi. E che però siamo in piena bagarre. È piena bagarre, signori, è piena bagarre. Poi solo hanno 2 giri con le gomme più dopo nuove rispetto alle mie. Va bene, dai, non pensiamoci adesso. C'è Vettel davanti, c'è Seb. Ha fatto perdere diverse posizioni. Purtroppo siamo tornati nei box molto più tardi. Non ci voleva la foratura così al quinto giro. Poi veramente sta Ferrari ha problemi di affidabilità comunque. Concentrazione massimale, ragazzi. C'è Hamilton davanti o Rosberg dietro a Vettel, intendo. Dai, che tensione, mamma mia. Dai raga, tutti insieme, appassionatamente, per piacere, tutti in piedi a tifare per il Kuma, perché l'occasione comunque è ghiotta con le condizioni meteo, che anche se ripeto qua ancora sole, poi non lo so che cazzo di previsioni hanno fatto. Arriverà tutto su una volta probabilmente, proprio classico monsone malesiano. Siamo tutti vicinissimi, comunque bellissima gara, eh. Bellissima gara, ragazzi. Siamo 14esimi, Massa ha messo le medie. Abippu. Che pian pianino, ecco qualche nuvola. Piccolo problema per Jensen. Se è davanti a noi speriamo, così magari può rallentare qualcuno. Vediamo com'è l'usura, al 21% ragazzi. Mamma mia raga. Siamo molto vicini. C'è bagarre adesso, c'è il bagarotto, signori. C'è un bagarotto di quelli proprio pesanti. Mi fa piacere. Devo pensare alla mia di gara. Attenzione, guarda come l'assa sta rallentando un po' tutti, la Williams. Vai come spero approfittare in maniera proprio schifosa. Dai Seb, fatti da parte Seb. Adesso c'è Bottas di culo, scanamorosa super figa, altro che a lei la Bottas di culo. 12esimi. Stiamo rientrando, signori, stiamo piano piano rientrando, anche se stiamo usurando tantissimo le gomme, chiaramente. Ecco Button che ha qualche problema. Button, fammi passare, non per il cazzo. Noi che rientriamo nella zona punti, possiamo farcela. Vai Gume. Eccoci qua, zona punti. Buono. E adesso Fioi bisogna capire sui diversi. Ragazzi, colpo di scena, Alonso fuori safety car, Fioi, e l'ingegnere metto che tra 15 minuti temporale non posso rischiare chiaramente le full wet, ma provo le intermedie, le provo a metterle prima. Vediamo ragazzi, vediamo se è possibile. Vediamo se è fattibile questo. Oddio no. No. Mamma mia. Mamma, cosa ho rischiato, Beppe. E comincia a piovere ragazzi, comincia a piovere, noi andiamo di intermedia. Proviamo a metterle un po' prima e vediamo se è fattibile.
E qua ho rischiato col delta, ho perso più tempo alla fine, porca troia. Scusate il termine, ferma. E andiamo ancora intermedia. Vediamo che succede, beh. Vediamo che succede. Ok. Adesso prenderemo molte posizioni, non c'è ancora, non ci sono ancora le condizioni da intermedie. Speriamo che poi ora se devo ricambiarle e metterle full wet, chiaramente è una strategia sbagliatissima, vedremo. Vediamo se l'ho azzeccata. Vediamo se la azzeccata comincia comunque a piovere, vedo delle goccioline, ragazzi, delle goccioline. Ma non voglio neanche guardare l'usura perché le useremo tanto le gomme se non comincia a piovere più forte. E adesso vediamo, certo se tutti gli altri non mettono le full wet. Sono dolori, raga, sono dolori molto clamorosi, oddio. Adesso è ancora da asciutto la pista però, Adesso è ancora da asciutto puro. Ma il colpo di scena da safety car non me l'aspettavo proprio, ecco Alonso così fu. Alonso ha una sfiga però. Qua piove un po' di più. E le gare come indiane sono sempre crazy, fiori. Le gare del Cube sono sempre le de crazy. E adesso vediamo se veramente il Kuma ha fatto la strategia giusta. Speriamo, cazzo, speriamo. Ok, cercare di stare il più possibile lenti dietro la safety car. Già all'11% usurate tantissimo. Tutti vanno ai box. Tutti vanno ai box. Vediamo se mettono le intermedie. Ok. Tutti con le intermedie. Forse ho fatto bene a anticipare, siamo quinti, gli altri tengono le dure, è stranissimo. Perché qualcuno punta le full wet, signori. Magnussen, una Manor puntano le full wet. Forse hanno ragione loro, chissà. Però qua piove forte, Adesso piove forte. 10 minuti di temporale. Loro puntano le full wet perché tanto vanno piano per la safety car. No, però questa è una schifezza, però. No, devo andare ai box, ste merde, non mi possono far rallentarmi così. Dai, mignottone. Ma va sto Goldon. No, deve andare ai box. Deve andare ai box, mi incazzo, Tanto adesso possiamo ragionare. Gli altri per fortuna hanno messo le intermedie, quindi al massimo ritorniamo tutti ai box. Intanto io però li ho anticipati di un giro. Questo può essere positivo, ragazzi. Stiamo ricambiando la gara. Grazie Alfonso per il tuo ritiro. No, non possono puntare alle full wet. Non possono puntare alle full wet. E vaffanculo, però ve l'ho. Dai, ai box, Cristo di un Dios. Sta arrivando Rosberg con le intermedie. Andiamo già le gomme al 14%. Un giro su asciutto. Mamma mia, mi ha distrutto le gomme, cazzo. Vai. Adesso dobbiamo sperare nel sostone obeso, fiore. Devo andare ai box questi qua, però, perché sennò è un casino. Vediamo se vanno ai box. Non vanno ai box, non vanno ai box. Oh sì. Tutti ai box, siamo primi. Tutti ai box e siamo in prima posizione. No. Coglione, devo stare dietro la safety car. Deficiente, sono io il leader, coglione. E dobbiamo seguire però queste cose che dobbiamo capire se devo andare ai box o no.
Mamma mia, sta venendo giù il finimondo. E adesso bisogna marcare gli altri e capire che fanno gli altri. Non posso salvare i box, ho anche un giro dopo è finita, arriviamo ultimi, quindi... Tanto ho fatto la scelta giusta andare con le intermedie prima. Ok, però mi sta già l'ingegnere mi spara questa frase così, senza colpo ferire, vuol dire che tra poco... Che cazzo si fa se safety car sta in pista un altro giro, secondo me. Torneremo ai box in regime, Mamma che casino. Mamma che casino. Mamma che gara. Come al solito d'altronde. Però possiamo vincere, Fioi. L'importante è non sbagliare adesso. Quando va nei box loro. Attenzione, la safety car è pronta a rientrare. Ok. E adesso allora io non penso che rientrare nei box, non mi sembra ancora condizioni da full wet. Non sono ancora condizioni da full wet. C'è la grassa, le wet sono già preparate. Boh. Dai ragazzi, nessuno va ai box, non penso. Mi sembra ancora presto per le full. Mi sembra ancora presto per le full. Mi sembra ancora presto per le full. C'è una tensione indescrivibile se vinciamo questa, so cazzi per Hamilton, E si riparte ragazzi. Nessuno va ai box, manco male, meno male, meno male. E adesso Fio inizia una gara completamente diversa. Grazie Alonso, grazie Alonso. Sì, Alonso si è ritirato. E adesso se veramente sta cominciando il monsone malesiano. E Fiori quando comincia il monsone malesiano sono cazzi che però dura anche poco, dopo si ritornerà subito con l'asciutto e fa presto qua a riscaldarsi la pista, quindi sarà un casino dopo l'altro Fiori. Ma in queste condizioni ragazzi è il Cume che comanda. Adesso devo solo non sbagliare la sosta. Mamma mia. Rischio incalcolable, signori. Rischio incalcolable. Le condizioni sono ancora da intermedia, comunque. Stiamo calmi, raga. E in realtà Rosberg è vicino, non riusciamo tanto a recuperare, a guadagnare. Che sbandatona, che sbanda. Che brutto errore. Che brutto errore. Mi salvo, ma che brutto errore del Kuma. Cazzo, da che oggi alle mie condizioni non posso fallire. Ma è già da full wet? No, no, ancora no, nessuno va ai box. Nessuno va ai box. È chiaro che sto marcando anche gli altri per capire che fare. L'ingegnere non mi può dare qualche notizia in più. Purtroppo no, sulla PlayStation non ho il microfono, porca troia. Rovescio in arrivo entro 2 minuti. Che fomo, che famo. Adesso arriva il diluvio, raga. È già strano il tempo perché in un minuto può cambiare la pista in un secondo da intermedio a super full wet, come da super full wet a asciutto.
In Malesia è sempre difficile capire. Mamma mia ragazzi, è il momento critico, È arrivato il monsone malesiano. Adesso vediamo, non mi sembra ancora da cambiarle. Un altro giro lo possiamo fare con queste. Speriamo, cazzo, speriamo di non sbagliare. Rimangono anche loro in pista, meno male. La sensibilità c'è. E adesso lui mi propone le wet. Mi prepara con le wet. Adesso è il momento delle wet, signori. Qua si decide tanto. Eppure a me non sembra in questo momento ancora da wet. Mamma mia, sono tesissimo. È un'occasione, no d'oro, super d'oro. Abbiamo preso un piccolo vantaggio su Nicolino. L'ingegnere mi propone le wet. Prego non sbagliare, ingegneri Ferrari in sto periodo stanno sbagliando qualsiasi cosa. A sto punto andiamo ai box. Sta arrivando il diluvio ragazzi, eccolo qua. Ecco il monsone malesiano, è arrivato. È arrivato il monsone signori, è arrivato il monsone. Sta diluviando adesso, sta letteralmente diluviando. Vai di full wet. Ci sarà 10 minuti così, ma dopo sarà duro ritornare alle intermedie. Attenzione, non vanno ai box gli altri però, Gli altri non vanno ai box. Speriamo bene ragazzi, nessuno va ai box. Sì, ma ragazzi sta diluviando adesso, non posso sbagliare. Adesso il diluvio è veramente massiccio. Siamo tanto indietro però, Speriamo bene. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno attuale. Siamo 19esimi. La pioggia c'è ragazzi, la pioggia c'è, hanno sbagliato loro. Che sboffio, no ragazzi, qua sta venendo giù il finimondo. Sta letteralmente diluviando a Sepang. Faccio fatica a stare in pista anche con le full wet. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare ma che cazzo? No. Ma cosa sta dicendo? No, ma io ho ascoltato te, coglione. Sto diluviando, dai, non può essere. Non può succedere questo perché giuro che veramente mi ritiro dalla Formula 1 e vado a fare Giulia, che passione. Perché loro puntano, visto che sono solo 10 minuti, di resistere. Però non sto guadagnando, ragazzi. Non sto guadagnando un cazzo, Eccola. Ecco l'errore pumendiano. Per ascoltare quel coglione di ingegnere. Speriamo bene. No, va nei box, ti prego, dimmi che vanno tutti i box. Non tutti però, Rosberg rimane in pista. Rosberg rimane in box, tanti rimangono in box. Ma sì, ma ragazzi, ma guardate, il tracciato è veramente bagnatissimo.
Si può rimanere in pista così, dai cazzo. Se dobbiamo papparceli tutti, però dobbiamo papparceli tutti. No, invece no. E invece no, Vettel è davanti. Seb è davanti. 8 macchine sono rimaste in pista però. Ma Vettel ha messo ancora le intermedie. Oh my god. Sono sempre solo io con le full wet. No, questa non la sto capendo, non mi sembra assolutamente tempo da intermedia adesso, però non spariamo cagate. Vettel è rimesso le intermedie, Cristo santo. Questa gara sta rincoglionendo anche il Cume. L'usura è poca, quindi vuol dire che la pioggia c'è. Speriamo nella cagata mastodontica di Vettel. Lunghissimo, lunghissimo. Lunghissimo, speriamo, madonna, sto in pista con le full, cazzo. No, nunca questa proprio non la capisco, Situazione grottesca a Sepang. Non sto in pista, non sto in pista. Boh, non capisco, non sto in pista con le full wet e questi coglioni stanno correndo tutti, ritornano nei box. E Vettel ritorna ai box, ho ragione io, cazzo. Perché purtroppo ho sbagliato. Mi sono ciavato comunque la prima posizione, me la sono mangiata come un coglione. Però avevo ragione io. Ma vaffanculo. Rosberg primo, noi secondi. L'aveva azzeccata il Cume invece. Mi sembrava impossibile. Vettel ai box 2 volte quel rincoglionito. Pista lagata, ma siamo secondi. Non la tengo, Ragazzi, siamo all'ultimo giro ormai. Si sta per cominciare. Alla fine, cioè, vedo che sto rosicando come un porco perché potevamo essere primi se non scappellavo in quei giri di panico dove non capivo un cazzo neanche io. Mi sono deconcentrato nel capire le strategie degli altri. Però Hamilton non è neanche, cioè secondo me forse neanche in zona podio, se non lo so, però sicuramente non è a podio. Cioè grandissimo Sainz. Qua veramente possiamo andare in testa al mondiale, raga. Ultimo giro, stiamo calmi. Ma veramente un gran cubo. Ho sfruttato a pieno no, perché se no in questo momento l'ingegnere è altro che Rosberg primo, ma commenda primo. Però insomma meglio di così. Possiamo andare in testa al mondiale forse. Speriamo. Mi piacerebbe mettere la testa davanti. Siamo alla 16ª gara. Oddio no, che cazzo. Vabbè. Cioè, poi sono un po' deconcentrato ormai. Insomma sono abbastanza tranquillo. Sainz è molto dietro. Apriamo anche bei punti per le risorse per il prossimo anno, perché comunque quest'anno possiamo fare il miracolo. Però io poi voglio creare un ciclo, ragazzi. Di bruciarne un po' se serve. Ma non posso bruciarla perché piove. Mamma mia, il Cume è andato, ragazzi. Ho ricominciato a lavorare del tratto più rincoglionito di prima. Che tempaccio. Comunque il monsone, insomma, ancora adesso è vero che è un po' diminuito, ma ragazzi, monsone atomico. Lungo. Va bene, ormai insomma abbiamo vinto. Cioè, sono secondi, quindi sono abbastanza tranquillo, sto un po' cazzeggiando. Raga, secondo posto fondamentale alla fine, perché Hamilton non è neanche terzo, insomma lì è quarto, boh. Secondo me è decimo al massimo, tra la 10ª e la 12ª posizione. Vince Rosberg, ma secondo posto fondamentale per Veneziano, che festeggia alla grande. Mamma mia, mamma mia, per poco. Bene. Grazie a te, stronzo. Vediamo la classifica. Intanto grandissimo Cume, terzo Sainz, molto bene. Hamilton decimo, l'avevo detto.
Ragazzi, siamo in testa al mondiale con 5 punti di vantaggio su Gigi Hamilton. Signori, il mondiale è incredibilmente la terza stagione prima in Ferrari nelle nostre fottutissime mani. Nella classifica costruttori siamo secondi a meno 60. Tutto in gioco, raga, mondiale incredibile. Raga, un saluto dal commentone veneziano. La Ferrari c'è, Veneziano c'è. Ciao!